dalle bugie sull'euro, edito e distribuito gratis dalla Lega Nord, e comincerete a trovarlo a partire dal prossimo 22 febbraio, sabato, a Milano. Oggi l'autore del manuale, il professor Claudio Borghi Aquilini, introduce questa iniziativa editoriale da una parte, politica e di incontri pubblici dall'altra, quella proposta dalla Lega Nord e dal suo segretario Matteo Salvini, che sentiremo tra poco peraltro qui in conferenza stampa. La introduce con un articolo su Il Giornale, illustrando anche il senso e il contenuto di questo manualetto, di questo più che opuscolo, perché non è un opuscolo, ma meno di un libro, quindi snello, meno di un libro, ma fatto per punti, 31 punti e 31 domande. E appunto il libro si occupa anche di rispondere a quelle che sono le bugie più comuni e le cose, per meglio dire, più ripetute sull'euro, le euroleggende, le chiama Borghi Aquilini. Per esempio, una delle euroleggende è relativa al fatto che se si esce dalla moneta unica i risparmi svaniscono, nemmeno per sogno, controbatte Borghi Aquilini. Case, azioni, oro e oggetti di valore sono beni reali. Un appartamento non si restringe se cambiamo moneta. Fondi di investimento e obbligazioni internazionali, in caso di svalutazione, addirittura aumenterebbero di valore. Conti correnti e titoli di Stato, nessun problema. La svalutazione e l'inflazione non sono la stessa cosa. Contano i prezzi in Italia, non quanto diventa più caro andare a fare la spesa a Francoforte. Quanto ai mutui, anche qui il terrorismo di chi si immagina rate dei mutui in impennata non è giustificato da nulla, anzi la conversione in nuova moneta potrebbe essere un affare per chi ha un mutuo che dovrà essere ripagato nella nuova valuta e con condizioni e tassi immutati rispetto agli attuali. La benzina, le materie prime, nel manuale si troverà una risposta per tutti i dubbi, numeri alla mano, scrive il professor Borghi Aquilini, che abbiamo qui con noi, quindi volendo essere flessibili possiamo anche ospitarlo al volo, perché stiamo leggendo il suo articolo. Adesso ci provvediamo anche di una cuffia. Abbiate pazienza, ma qui, come diceva quel Augusto conduttore, Gianni Minà è il bello della diretta. Abbiamo con noi il professor Claudio Borghi Aquilini, il cui manuale stavamo giusto appunto illustrando sulla base dell'articolo pubblicato oggi sul giornale, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Vi ascoltavo dalla macchina, allora ho detto no, passo dentro. Ci ascoltavo dalla macchina e ha fatto benone a passare dentro, perché qui abbiamo in anteprima, si può dire, no? Perché poi verrà distribuito con regolarità a partire da sabato prossimo da Milano. Pare di conoscerlo sto libretto. Pare di conoscerlo? Sì. Ed è appunto il manuale di autodifesa dai luoghi comuni, fondamentalmente, no? Da quelle che lei chiama le euroleggende, che sono tutte relative però a una questione sostanziale, mi sembra. Da un punto di vista comunicativo si vuole far passare il concetto, attenzione, perché chi dice si può uscire dall'euro, possiamo esprimere dei dubbi sulla moneta unica, sta preparando il disastro per i cittadini comuni, specie per i cittadini normali, comuni risparmiatori, quelli che hanno messo da parte magari 4 lire, anzi euro per essere precisi, e in costoro viene generato il timore che uscendo dalla moneta unica ci sia la catastrofe. Questo è il punto primo, no? Sono vecchie tattiche, cioè a un certo punto, ogni volta che c'è qualcosa che si vuole evitare da parte di chi ha dei precisi interessi a far sì che questa situazione vada avanti ancora, non c'è come dire succederà il disastro e così via. Ma d'altra parte però la storia del mondo è sempre stata fatta da chi aveva voglia di osare, perché è molto facile nel passato. Quanti ce ne sono stati che dicevano che fuori dallo stretto di Gibilterra c'era il buco, c'era la fossa, c'era chissà che cosa, e quindi non si poteva neanche pensare di andarci. Però nella storia è rimasto Cristoforo Colombo, vale a dire uno che ha avuto le palle poi dopo di prendere e andare a vedere che cosa c'era. Quindi però non è neanche un salto verso l'incognito come quello di Colombo, no? È più facile, certo. Diciamo che tutto sommato il suo manualetto, il suo manuale di autodifesa dai luoghi comuni, dalle euroleggende, si basa in realtà anche su ragionamenti pragmatici, economici, quindi non è come Colombo che supera le colonne d'Ercole e si trova nell'incognito più assoluto. Qui possiamo anche basare, diciamo, la risposta alle critiche più comuni, alle euroleggende, sulla base di ragionamenti economici. Ci vuole la volontà politica però per farlo. Lei riconosce a Matteo Salvini
di aver iniziato questa battaglia politica. Adesso non lo dico perché siamo a Radio Padania, ma perché oggettivamente, lo scrive lei, Così. c'è un segretario di partito che ha deciso di fare di questi temi di farli entrare nella sua agenda politica e di farne una battaglia politica vera e propria. Dal punto di vista politico, lei ricorda Marine Le Pen in Francia, che peraltro per paradosso, ma neanche tanto per paradosso, si affida a un economista di sinistra, marxista addirittura, per Molto bravo. far ragionare, diciamo, su questi temi. Quindi non è questione di colori, non è questione di ideologie, è questione però anche di pragmatismo. Chi l'ha detto che le cose vanno verso il disastro, se al contrario invece potremo avere strumenti e argomentazioni concrete, pragmatiche, per dire discutiamo questa imposizione della moneta unica. È proprio un ribaltamento della verità. Il problema è che la gente si accorge di quanto la verità sia ribaltata quando purtroppo ci capita di mezzo, perché se ti dicono che con l'euro, che senza l'euro poi dopo ci sarebbe il disastro oppure chiuderanno le imprese, così di questo tipo, è forse purtroppo quello che si accorge prima di quanto sia questa bugia è l'imprenditore a cui stanno chiudendo l'impresa e i suoi lavoratori a cui stanno battendo sulla spalla e gli stanno dicendo ciao, sei licenziato. Ma d'altra parte la logica, come ho sentito che citavi prima, è abbastanza ovvia. Noi possiamo anche avere, purtroppo gli aggettivi fanno la sua parte, una moneta forte, e essere convinti che sia una bella cosa, perché dice caspita, c'ho la moneta forte, c'è una specie di orgoglio, no? Il problema però della moneta forte è se la moneta forte è forte perché è giusta per la tua economia oppure no. Io faccio l'esempio nel manualetto di tanti corridori che devono fare una corsa e magari ce n'è uno grosso, ciccione, forte, no? Pesante e così via, che pesa 200 kg e poi ce n'è un altro invece veloce, agile e così via che ne pesa 60. Allora dicono guarda, per equità, no? Dato che bisogna fare una cosa intelligente, equa e così di questo tipo, a tutti mettiamo uno zaino di 50 kg sulle spalle, uguale. Quello che pesa 200 kg non lo sente nemmeno e continua ad andare avanti, quello che pesa 60 non potrà mai vincere. Quindi con la scusa di mettere la stessa moneta per tutti e lo stesso peso per tutti, in realtà c'era un disegno preciso, vale a dire per l'industria della Germania continuare ad andare benone e disattivare quello che era il suo primo concorrente, perché noi ci dimentichiamo sempre che la Germania è nostro concorrente, gli imprenditori del nord lo sanno, perché tutta l'industria del nord e del nord-est ha sempre avuto come principale concorrente in giro per il mondo la Germania. Dei 5 principali settori del nostro export, tutti e 5, questo è il rapporto ICE sul commercio estero che lo dice, quindi non è una mia fantasia, in tutti e 5 il principale competitor è la Germania. Di solito il marco tedesco era sempre stato molto più forte della lira, per cui il listino prezzi con cui vengono calcolati poi dopo i prezzi dei prodotti tedeschi era più alto. Se noi li mettiamo allo stesso... La BMW costava di più, insomma. Sì, la BMW costava di più e infatti una volta era una macchina da signori. No? Allora cosa succede? Diventa, a un certo punto la BMW, per dire certo, una prodotto marca a tedesco, caso, diciamo, diventa molto più conveniente in rapporto a qualcosa prodotta in Italia, perché attenzione, non è la marca, è dove è prodotta. No? A una cosa prodotta in Italia, se la BMW producesse in Italia andrebbe benissimo, per noi non cambia niente. Comunque se la marca tedesca diventa conveniente o quantomeno non troppo cara rispetto al prodotto italiano, noi compriamo la macchina tedesca, il frigorifero tedesco, il televisore tedesco, il frullatore tedesco. Siamo tutti contenti all'inizio perché pensiamo di aver fatto un buon affare, fino a che qualcuno non ci batte sulla spalla e ci dice che siamo licenziati. E noi diciamo perché? Perché non stiamo vendendo più niente. Purtroppo è così, ma per esempio qui sicuramente è la camicia di forza della moneta, insomma. Ma certo, ma fra i nostri ascoltatori c'è sicuramente qualcuno di Como, lo sa benissimo di cosa sia, o in generale di Varese, insomma di città che sono vicine al confine con la Svizzera. Lo sanno benissimo com'è che funziona quando cambiano i valori delle monete. Le volte che c'era il franco svizzero particolarmente forte, gli svizzeri vengono a fare la spesa in Italia. E per chi ha in quel momento, quando c'era la moneta debole rispetto al franco svizzero, per il comasco, per il baresotto e così via, erano ricchi affari, perché a quel punto oltre ai clienti soliti c'erano anche gli svizzeri che venivano a fare la spesa. Viceversa, quando era alto l'euro, si andava a fare la spesa in Svizzera. Comodo, certo, però intanto i tuoi negozi rimangono vuoti.
E lì c'è una frontiera. Se noi togliamo la frontiera, come succede fra l'Italia e la Germania, fra questo Schengen, no? Che era tutto parte del piano, no? Quello di far saltare tutte le frontiere, tutti i controlli, tutto aperto, tutto libero e di andare, c'è differenza di prezzo? Perfetto, si arriva col tir. E quindi noi cosa succede? Ci siamo messi in condizione di dover andare costantemente col tir a prendere prodotti tedeschi e così via, e poi ci stupiamo che qua da noi c'è la disoccupazione. Ma va, non poteva esserci altro. Claudio, volevo farti una considerazione. Allora, intanto questo discorso qui parte da una presa d'atto molto empirica, no? Che è la nascita della moneta. Sì. Come può una moneta unica rispecchiare realtà ed economie estremamente diverse tra loro, molto diverse tra loro? Questo è un po' il peccato d'origine della moneta unica, che mette insieme aree economicamente, ma anche socialmente e dal punto di vista civile molto diverse fra di loro, no? Sì. Però rimaniamo all'economia, sono aree economicamente e obiettivamente molto diverse tra loro, quelle alle quali viene applicato il cappello, diciamo così, della moneta unica. Punto primo. Quindi il difetto, se vogliamo, è all'origine, no? Però, visto che l'altro fattore determinante è quello della cosiddetta globalizzazione. Da una parte credo, chiedo la tua opinione su questo, poi magari se riusciamo sentiamo anche qualche telefonata, perché così introduci al meglio anche la conferenza stampa che avremo la possibilità di sentire tra poco. Dall'altra parte però dobbiamo fare il conto dello scenario, come si dice, globale, no? Della globalizzazione. Allora, l'euro da una parte toglie uno strumento di difesa dalla globalizzazione, che era lo strumento naturale di adattamento dei mercati, la svalutazione, che l'Italia ha sempre sperimentato in positivo, anche per adattarsi a quella che è la realtà. Quindi anche è uno io, strumento non sempre, no? perché attenzione, cioè noi ci ricordiamo che noi svalutavamo nei confronti della Germania, che era un'economia di forte esportazione, contro il dollaro, che è la moneta che invece diciamo egemone nel mondo. La lira non svalutava, Noi ci ricordiamo che per esempio dal 90 dall'87 al 92, tanto per dire, uno può anche andarsi a guardare i dati, il dollaro era passato da 2200 a 1100 in un periodo di 5 anni, si era dimezzato di valore, eppure c'era sempre la lira. È sempre Era aumentato il marco. Il marco continuava a aumentare, infatti è quello che poi dopo, io ho parlato anche con l'ex presidente della Confindustria tedesca, che mi diceva, Hans-Olaf Henkel, esatto, che mi diceva che le sue imprese continuavano a tirarlo per la giacchetta dicendo devi fermare la competitività delle industrie del nord Italia e quindi devi impedirgli costantemente di avere il vantaggio da parte della moneta. Questo era. Comunque la globalizzazione è un tema forte, perché uno dice perché il mondo certo, attuale. l'euro, diciamo, toglie uno strumento di adattamento corretto sui mercati, perché se io ho una moneta, diciamo, mia, quella rispecchia la mia realtà, no? Cioè rispecchia la mia forza economica e anche le contingenze economiche del momento. Mi permette di farvi fronte meglio che non avere uno strumento rigido e che non rispecchia la mia realtà economica e produttiva, primo. Però è anche vero che io sono pur sempre in un ambiente, come si dice, globale, no? E allora, mettiamola così, uscire dalla moneta unica o pensare di uscirci in un contesto di globalizzazione ha un senso? Punto primo. Punto secondo, ti faccio subito un'altra domanda. Uscire un paese solo, magari l'Italia che rinsavisce, diciamo, rinsavisce lo dico io, però insomma che si pone il problema di uscire dall'euro. L'uscita di uno o due o tre paesi è sorreggibile rispetto a quello che è, lo stiamo sperimentando, scoprendo perfino dalle fonti ufficiali dei poteri forti in questi giorni, perfino da quello che è una specie di artificio come lo spread, no? Perché nel 2011 in nome dello spread cade un governo e si inaugura una stagione di governi non eletti che dura fino ad oggi. Allora, se lo spread è un'invenzione fatta per aggredire un paese, per modificarne gli equilibri, per condurre guerre commerciali, economiche, eccetera, cosa ci impedisce di pensare che un domani, a prescindere da quello che tu dici essere giusto, e che credo anch'io, cioè l'economia reale, valutiamo empiricamente, cosa ci impedisce che domani, pur facendo tutti i ragionamenti più corretti e giusti del mondo sull'euro, noi usciamo e la tempesta finanziaria si scatena comunque, perché si scatena a prescindere, sulla base di fenomeni come lo spread che sono creati quasi a tavolino, no? Perfetto. Allora, comincio dalla fine, vale a dire sullo spread. Lo spread è come il collare a strozzo, no? Cioè, tirano ogni tanto, no? Tu soffochi e allora a un certo punto pensi di ricominciare bene. Io non sto dicendo di
mettere un dito in mezzo al collare per cercare di soffocare di meno, sto dicendo di buttarlo il collare. Nel momento stesso in cui noi buttiamo nel cesso, mi scusi la parte molto poco accademica del concetto, però almeno si capisce, tutta questa assurdità dei vincoli europei e del fatto di dover chiedere a prestito il nostro denaro a una BCE che ce lo può dare se c'ha voglia e non ce lo dà se non c'ha voglia, con un concetto proprio puramente molto democratico, no? Cioè voi o fate quello che dico io oppure siete zero, no? Indipendentemente da chi votate, da chi mettete, così tipo. Le vostre elezioni non servono a nulla, voi dovete fare quello che dico io, le riforme che vi dico io, licenziare quello che vi dico io, altrimenti voi non vedete un centesimo. Ecco, quello che dico, che suggerisco ovviamente, è buttarlo via il collare. Nel momento stesso in cui noi riconquistiamo sovranità monetaria di quello che dicono gli altri o dello spread o cose di questo tipo, ce ne freghiamo, esattamente così come se ne fregano gli inglesi, che pur avendo un problema molto più grosso del nostro nel 2008, perché fallisce la Lehman, la loro industria non è moda, lusso, alimentare, turismo e cose di questo tipo, la loro industria è finanza. Quindi, come dico sempre, erano fortunati come un macellaio quando c'era la mucca pazza, no? E quindi erano messi malissimo, messi molto peggio di noi nel 2008, ma avevano controllo sulla loro moneta. Quindi la gente vendeva i loro titoli, a loro non interessavano, dato mandato alla Banca Nazionale d'Inghilterra di comprarseli tutti, no? E a quel punto lì cosa succede? Le sterline utilizzate poi dopo dalla vendita di questi titoli hanno fatto svalutare la sterlina, è passata da 0,6 a 0,9 nei confronti dell'euro, quindi diciamo quasi 50% di svalutazione con questa notazione, e loro adesso sono in piedi. Innanzitutto non devono dire grazie a nessuno, troiche non ne hanno viste, Monti neanche. Quindi lo spread diventerebbe un falso problema. Non esisterebbe, noi abbiamo mai sentito parlare dello spread, eppure non è che siamo sempre stati dei geni, cioè, abbiamo fatto tante di quelle scemenze nei governi passati dagli anni 70, 80 e così di questo tipo, che la metà basta, eppure ci siamo mai svegliati con la preoccupazione dello spread? Mai, avevamo la nostra moneta, dello spread non interessava proprio a nessuno. Quindi quello niente. Per la globalizzazione invece il fatto di essere una nazione relativamente piccola, in realtà siamo diciamo medio grandi, eravamo arrivati a essere quinta economia del mondo, no? Con la liretta peraltro. Comunque il fatto di essere un'economia non enorme, che produce prodotti che piacciono a tutti, o in generale che possono piacere al mondo, è un vantaggio pazzesco la globalizzazione, perché se i cinesi a un certo punto cominciasse a piacere, che cacchio ne so, il panettone, dico solo una cosa, chi produce il panettone qua è a posto per sempre, no? Per cui in realtà noi proprio nel momento in cui si aprono i mercati, tu sostieni, diciamo, avere una flessibilità di quel genere permetterebbe di fare ancora un'economia più produttiva, più sana, di svilupparla meglio. Perché il prezzo sarebbe più conveniente per i prodotti all'estero, perché se noi facciamo un panettone che è prezzato come una BMW, la gente quindi magari... la globalizzazione potrebbe avere un risvolto positivo in quest'ottica. Ma certo, per il nostro commercio e così via potrebbe essere assolutamente un'opportunità. Fanno credere che al di fuori dell'area euro c'è il buco, c'è il vuoto, così questo tipo, ma non è vero. In questo momento c'è il WTO, così come noi importiamo i prodotti dei cinesi e così questo tipo, non capisco perché i cinesi non dovrebbero prendere anche i nostri. Ecco, a proposito di Germania, Claudio, ci diamo del tubo, perché ormai facciamo prima per comodità anche di discorso, poi magari sentiamo, se facciamo in tempo, qualche telefonata, anche se so che dobbiamo collegarci poi alle 11:30, anche perché io devo con la sala stampa, nella quale devi salire pure tu. Quindi magari le telefonate le riserviamo un'altra volta, così ci sentiamo con calma. O però, se sono telefonate rapide, se qualcuno ha domande precise, le possiamo anche sentire. Però ti volevo chiedere questo a proposito di Germania. Tu hai citato prima l'ex presidente della Confindustria tedesca, Henkel, che se non sbaglio è uno tra gli eurocritici, diciamo, sì. No? Dal punto di vista però della Germania, secondo te che idea ti sei fatto, diciamo, della posizione eurocritica in Germania? Cioè, come ragiona chi in Germania avanza dubbi sulla moneta unica? E dall'altra parte, noi diciamo la Germania ci ha guadagnato, la Germania spadroneggia, eccetera, eccetera, ma non è anche il riflesso di un sistema paese messo meglio del nostro? Cioè, noi abbiamo eterni problemi irrisolti, a partire direi dall'unità d'Italia con il Mezzogiorno,
e a partire dalla gestione di uno Stato e dall'organizzazione di uno Stato che non è mai migliorato nel corso degli anni, no? Non a caso noi siamo sempre qua ogni volta, ogni anno, a ogni cambio di governo, di maggioranza transeunte, a dire bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, e sono le cose da fare da 150 anni. Allora c'è un sistema paese che non funziona, quello tedesco è un po' messo meglio, quindi... Sì. Allora, la Germania ha una grossa qualità che noi non abbiamo, vale a dire agisce in modo militare ai noi, diciamo così, nei confronti della tutela dei propri interessi. La Germania era messa molto peggio di noi all'inizio, durante gli anni 90, diciamo così. Se noi guardiamo i dati anche economici, no, dell'Italia nei confronti della Germania, negli anni 90 eravamo meglio noi. Sì, la chiamavano il malato d'Europa. The no? sick man of Europe, no? Esatto, cioè era il malato d'Europa la Germania. Allora cosa succede? Sono partiti in modo militare, no, per risolvere la questione, e purtroppo però noi eravamo le vittime di questa campagna militare. Quindi non è tanto che noi, come dire, non abbiamo le possibilità, non abbiamo l'intelligenza e cose di questo tipo. Siamo stupidamente sterofili. Cioè siamo convinti che noi siamo cattivi, corrotti, brutti e così via, e che gli altri invece sono alti, biondi, produttivi, fighi, no? E così di questo tipo. E quindi quando ci dicono di buttarci nel fosso, noi ci buttiamo nel fosso. Ma è proprio per questo che secondo me non mi stupisco che questo tipo di rivolta parta dalla Padania. Non mi stupisco perché in realtà... chi è abituato magari a quella concezione strana, no, dello Stato che c'era durante l'epoca della lira, no, che era una specie di euro in minimis, no, vale a dire, da una parte c'era un nord che produceva tantissimo, no, grazie anche al fatto che aveva una moneta sottovalutata, perché, e dall'altra parte c'era un sud che riceveva poi dopo dei trasferimenti. Quando tu disattivi poi dopo però questo meccanismo e questo vantaggio che aveva l'industria del nord, i primi a capirlo saranno sicuramente, lo sono sicuramente, nonostante l'annebbiamento mediatico, no, sono chi paga. Vale a dire, ma poi il problema si pone anche per chi riceve. Ma si porrà quando smetterà di pagare il nord, no? Perché non ci saranno più soldi in tasca e così via. La strada è quella lì. Siamo vicini, certo, perché poi dopo salta tutto per aria, no? Perché nel momento stesso in cui la disoccupazione diventa così alta, poi dopo non ci sono più contributi per pagare le pensioni, non ci sono più contributi per pagare gli statali, non c'è più un cavolo, no? E allora salta tutto, no, il meccanismo. Però se possibile vedremo di non arrivarci, ecco. Però quello che purtroppo è il danno irreparabile è l'azienda che chiude. L'assegno che non arriva crea un disagio momentaneo che farà scendere in piazza la gente, ma l'azienda che chiude, purtroppo, quello è un capitale che viene distrutto e che poi dopo per ricostruirlo ci vuole molto tempo. Facciamo in tempo a prendere qualche telefonata. 02 66 20 35 29. Con noi c'è Claudio Borghi Aquilini, che ci ha raggiunto all'impronta ascoltandoci da fuori. Stavamo parlando proprio del manuale che si intitola Basta Euro, come uscire dall'incubo, 31 domande, 31 risposte e la verità che nessuno ti dice, e che è edito e distribuito gratis dalla Lega Nord, e lo sarà con più efficacia, diciamo, e capillarità a partire dal 22 febbraio prossimo a Milano. 2 telefonate, le sentiamo subito. Pronto? Sì, buongiorno, sono il sindaco di Curzio, provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto faccio i complimenti al professor Borghi. Ho sposato in pieno questo suo manuale, queste sue idee, mi sembra molto chiaro, quindi praticamente si tratta adesso di questo, diffondere sul territorio. Io immagino che lei, Salvini, non potrete andare in ogni paese, in ogni zona, in ogni provincia a diffondere questo verbo. No. È importante arrivare casa per casa. E siccome l'italiano medio non legge, perché questo è l'italiano medio, bisogna arrivare a tenere delle assemblee, delle riunioni, dove si prende il suo manuale e lo si spiega ai cittadini. Io mi auguro che ci siano degli amministratori, diciamo, locali, come io potrei essere ad esempio come sindaco di Curzio, a poter spiegare alla mia gente cosa si dice in quel manuale, perché con la diffusione sul territorio l'italiano, il padano, potrebbe cambiare la sua mentalità. Questa è un po' la mia idea. Bene. Grazie professore. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Andreino e chiamo la provincia di Lecco. Prego. Comunque io dico così, da semplice cittadino, è vero
che la Germania sta facendo i propri interessi, però noi ci abbiamo messo anche del nostro, nel senso che abbiamo raddoppiato i prezzi quando è arrivato l'euro, e quindi secondo me ci siamo messi fuori i mercati da soli. Cioè, se prima eravamo competitivi con la lira, non abbiamo paragonato, cioè quello che costava 1.000 lire, non abbiamo fatto 50 centesimi, abbiamo fatto €1. Ma solo in Italia è successo questa cosa. Infatti io quando portavo in giro i tedeschi, che faccio l'autista di autobus, tutti i tedeschi mi dicevano ma perché state raddoppiando i prezzi? Guardate che state andando fuori mercato. Bene, grazie anche a lei. Grazie, abbiamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Rino da Milano. Senta, io ho condiviso pienamente il suo discorso, eccetera, però ho dimenticato una cosa. Nel momento in cui noi ritorniamo alla lira, nessuno ha preso in considerazione, mi mancano 50 miliardi, gira la manovella, stampiamo 50 miliardi e sono 50 miliardi di inflazione. Così è successo negli anni 70, agli anni 80, sai quanto è montata l'inflazione? Al 355%. E questo non va dimenticato. Pronto? Bene, non l'abbiamo sentita, grazie anche a lei. Velocissimo perché sì, poi c'è la conferenza stampa. Attenzione perché allora il fatto che in passato una macchina sia stata guidata male non significa che per ovviare il problema dobbiamo costruire una macchina senza volante, perché poi dopo allora si va contro il muro, no? Che è quello che è successo. In ogni caso poi ricordiamo che l'inflazione magari può essere fastidiosa, ma è meno grave della deflazione. La deflazione, quello che abbiamo noi, è quando la gente viene licenziata e il suo potere d'acquisto va a zero, no? Mentre invece quando salivano i prezzi c'era anche la scala mobile, così questo tipo, e non dimentichiamo che negli anni 80 c'era inflazione a 2 cifre e c'è stato il massimo del tasso di risparmio degli italiani, se noi andiamo a guardare, e tante fortune si sono costruite in quel periodo. Per quello che riguarda il fatto della conversione, i prezzi, sì, lì è stata ovviamente una grossa stupidata, no? Quella che è stata fatta dagli italiani, però ricordiamo che è successo 12-14 anni fa, no? Mentre invece i guai, no? Man mano si sono andati a costruire nel tempo rispetto al danno col marco tedesco. Per quello che riguarda la comunicazione, il sindaco di Aicurzio, avete ragionissima, voi amministratori locali avete finalmente qualcosa da fare, perché di concreto che coinvolga la politica nazionale, perché sappiamo benissimo che la politica nazionale fino adesso va solo tolto e non va dato nulla. Quindi avete un ruolo importantissimo nel diffondere comunicazione e informazione, quindi contiamo su di voi. Bene, allora ci sentiremo con comodo, poi con calma. Io saluto Claudio Borghi Aquilini, grazie mille, che è giunto gradito qui improvvisamente da noi. Noi facciamo uno stacco musicale e poi ci colleghiamo e continueremo a sentire Matteo Salvini e Claudio Borghi Aquilini. Ci colleghiamo poi tra poco con la sala stampa della sede di Via Bellerio a Milano, qui da noi, dove appunto verrà illustrata l'iniziativa e l'opuscolo, il manuale di cui abbiamo parlato. Quindi buon ascolto da Giulio Cainarca e buon pomeriggio a tutti. E buon ascolto naturalmente tra poco, perché siamo in attesa a minuti di collegarci con la sala stampa, dove il segretario Salvini e Claudio Borghi Aquilini presenteranno questo manuale e questa iniziativa politica che, ricordo, prende via ufficialmente sabato prossimo da Milano, poi Torino, Genova e le altre città, a partire dal 22 febbraio, sabato prossimo appunto. Chi vuole prenotarsi per assistere nella sala di Via Corridoni a Milano può chiamare già da oggi allo 02666 234 279, ripeto 0266 234 279.
Almost a brain fart.
giusto per dare qualche numero, ci sarà un sito dedicato, bastaeuro.org, da cui si potranno scaricare le 20 pagine del libro ultra documentato, numeri alla mano e grafici alla mano, con le 31 domande e le 31 risposte agli Europirla, a quelli che l'euro non si tocca perché è così, si fa male, stiamo morendo, e fa niente, non si tocca, è irreversibile. Quindi grazie al professor Borghi, a cui poi cedo il microfono, si danno tutte le risposte ai dubbi su fuori dall'euro: che fine fa il mio mutuo, che fine fa la pensione, come faccio a fare la spesa, quanto costa la benzina, e tutte le preoccupazioni, dal debito pubblico alle materie prime a cui siamo chiamati a dare risposta. Sfidiamo tutti gli euroentusiasti a fare un libricino con le loro alternative, quindi a darci i 31 perché l'euro fa bene alla nostra economia e al nostro lavoro. Temo che sarà una sfida senza risposta. Sono già in distribuzione 300.000 volantini pieghevoli appunto sull'altra Europa è possibile. La nostra non è solo protesta, ma è solo proposta, che stiamo costruendo con Marine Le Pen, con gli austriaci, gli olandesi, gli svedesi, i fiamminghi, i finlandesi e chi più ne ha più ne metta. E poi ci sarà un corollario di gadget, penne, adesivi, palloncini e tutto quello che potrà aiutarci a sfondare il muro del silenzio. Contiamo di raggiungere e contattare durante questo tour almeno 50.000 persone dal vivo, oltre a tutte quelle che si collegheranno online e a quelle che ci seguiranno via radio. Visto che fra i papabili nomi prossimi venturi non sono in seconda fila quella di Prodi e di Monti, a vario titolo con vari incarichi, noi preannunciamo fin da adesso a Matteo Renzi che se per caso o nella compagine di governo o a qualche titolo anche maggiormente rappresentativo o il signor Prodi o il signor Monti avranno un qualche ruolo, siamo pronti a presentare una denuncia nei confronti sia dell'uno che dell'altro, con azione di risarcimento in sede civile e penale per i danni miliardari che le loro attività hanno comportato all'economia, al lavoro, all'agricoltura, alla pesca, al commercio, all'artigianato, a tutto quello che è Italia, in particolare al nord. Quindi spero che nella nuova compagine di governo, spero che nel governo che verrà non ci siano alcuni residuati bellici che tanti danni hanno fatto regalando, anzi svendendo sovranità e lavoro. Quindi segnatamente nei confronti del signor Prodi e del signor Monti siamo pronti a muoverci e siamo convinti di avere la maggioranza degli italiani a sostegno di questa eventuale azione. Detto questo, io ringrazio il professor Borghi, che ci mette la faccia e lo studio e la fatica, perché queste 31 risposte alle 31 domande degli eurofessi saranno quelle che continueremo a riproporre in tutte le sedi e a chiunque, cioè ci spieghino il perché l'euro non si tocca o l'euro fa bene. Purtroppo dall'altra parte ci sono solo ritornelli e frasi vuoti. In queste 20-25 pagine noi documentiamo il perché, numeri alla mano, fuori dall'euro il lavoro riparte, e quindi in tutte le aziende che stiamo andando a visitare il sentimento è lo stesso. Quindi io cedo la parola a Claudio Borghi prima di rispondere a eventuali domande. Vi ringrazio Matteo Salvini, che è l'unico che ci ha messo la faccia. Lui dice ce la metto io. No, io non ci sto mettendo la faccia, perché io sto dicendo cose che nel dibattito economico sono ormai non controverse, sono accertate. Vi stanno facendo credere che queste sono teorie eretiche, che sono teorie controcorrente, così questo tipo, quando non è vero. Non c'è nessun economista serio in giro che dica che l'euro è il migliore dei mondi possibili, segnatamente per l'Italia. Non ce n'è nessuno. Per cui io non sto dicendo che mi invento delle cose o che ho creato una teoria mia che è minoritaria, anche perché non sono un ricercatore, non sono un economista accademico, io vengo dal business e quindi non faccio nulla. Semplicemente tutti ormai sanno quello che nel dibattito economico sanno quello che c'è scritto poi dopo nel libretto. La mia fatica è stata quella, molto banalmente, di spiegarlo, di cercare di rendere questi concetti, che ripeto non sono eretici ma sono ormai accertati e chiari nel dibattito economico internazionale, a chi dell'economia legittimamente ha poco interesse.
Per cui molto banalmente per casalinghe, operai, impiegati, lavoratori di diverso tipo che giustamente hanno una conoscenza dell'economia limitata e che in buona fede si beccano tutte le bugie che vengono ogni giorno trasmesse dai media e da chi invece vuole sostenere o mantenere lo status quo, devono avere modo di capire cosa sta succedendo, ma non con formule, ma non con numeri, tabelle o così questo tipo che poi dopo sono buoni solo per gli economisti, gli addetti ai lavori, a cui tanto non c'è bisogno di spiegarle le cose perché già le sanno, no? Semplicemente con concetti, cercare di far capire come e perché siamo messi in una certa maniera e come e perché potremmo venirne fuori. Cos'è stato il motivo di base? Il motivo di base è rendersi conto che sta finendo il tempo. Sta finendo il tempo. Quando vi dicono che c'è la luce in fondo al tunnel e così questo tipo, andiamo a prendere quanti anni sono che ce lo dicono. E intanto nel frattempo quanto abbiamo buttato via di capitale, di ricchezza, di valore, ma anche soltanto poi dopo, senza guardare il materiale, perché un'impresa che chiude poi dopo rimetterla in piedi è lunghissimo. Guardiamo la sofferenza, guardiamo l'immateriale che non viene pagato, l'angoscia di chi arriva a casa e deve raccontare poi dopo a sua moglie e ai suoi figli che è stato licenziato perché la fabbrica delocalizza in Serbia, no, o da qualche altra parte, o banalmente perché i prodotti non vendono più. Non è possibile continuare a sopportarlo, e per cui abbiamo detto, signori, dobbiamo venirne fuori, ne verremo fuori democraticamente, perché è interesse di tutti, siamo già entrati senza che nessuno ci abbia chiesto nulla, cioè nell'euro noi siamo entrati così, per acclamazione, non c'è stato il referendum per chiederci se dovevamo entrare nell'euro, non c'è stata nessuna informazione che spiegava che cosa sarebbe successo quando si entrava nell'euro. Gli economisti che prevedevano tutto quello che sarebbe successo venivano bollati come gente che era invidiosa della meraviglia dell'euro, erano americani e quindi temevano che il dollaro sarebbe stato messo in difficoltà da questa geniale trovata dell'Europa, no? Quindi non andavano ascoltati, erano screditati. Ecco, vediamo di non rifare gli stessi errori e l'unica maniera per uscirne in modo democratico è informare, far sì che la gente sia consapevole di quello che è successo. Poi dopo la battaglia si giocherà in Europa, perché o si riuscirà a mettere d'accordo tutte queste forze che in altri paesi dove l'informazione forse è un po' migliore sono maggioranza, perché Le Pen è maggioranza in Francia, Wilders è maggioranza in Olanda, in Inghilterra vogliono addirittura pensare di uscire dalla UE, perché dall'Unione Europea, perché tanto in ogni caso già la sterlina loro ce l'hanno, e stiamo parlando quindi di paesi grandi. Nell'europeriferia tutti zitti, che sono quelli più danneggiati, perché stanno venendo pagati, e li paghiamo noi, perché forse non tutti sanno che la Spagna, che viene messa come esempio di successo, di meraviglia, si può fare come dicono loro, sono più 0,2 come crescita, no? Quest'anno più 0,2, hanno il 26% di disoccupazione, ma ciò nonostante sono più 0,2 con 50 miliardi pagati per il 20% da noi, quindi significa che noi abbiamo dato alla Spagna, per salvare le sue banche, 10 miliardi. Ve l'hanno raccontato? Quanto tempo abbiamo perso a vedere se non si trovavano i 150 milioni per la mini IMU e non li abbiamo trovati e siamo andati poi dopo a fare la coda davanti ai CAF per capire quanto diamine bisognava pagare, e se abbiamo sbagliato riceveremo una sanzione fra poco per milioni? Intanto venivano dati miliardi alla Spagna per salvare le sue banche. Nostri, ve l'hanno detto? Non ve l'hanno detto. Qualcuno vi racconta che sempre per salvare le banche creditrici dei paesi dell'Europa del Sud noi fino adesso abbiamo impegnato 53 miliardi con i fondi salvastati? Se noi avessimo avuto 53 miliardi di debito pubblico in meno, forse adesso i nostri conti sarebbero un pochettino differenti. Per che cosa? Per ottenere una cosa che non costava nulla, vale a dire
una banca centrale che garantisce il debito. E cosa costava far pronunciare a Draghi le parole whatever it takes? Nulla. Ed è il minimo sindacale per una banca centrale per quello che succede in tutto il resto del mondo. Quindi ci stanno fregando, ci stanno indebolendo la nostra economia in maniera costante, ci stanno facendo pagare per debiti che noi non abbiamo contratto, cifre pazzesche, e chiunque prova a alzare il ditino per dire ma scusate così non va, viene seppellito da bugie. I mutui, la benzina andranno alle stelle, le ricchezze diminuiranno del 40%, come se la volta che noi uscissimo dall'euro la nostra casa di 100 metri quadri arriva uno della BCE, ci tira su un muro nel salotto e perdiamo 40% della casa. Come se, non so, avessimo una collana, diventa 40% più corta, no? E ci strozza, non so, ma perderemo potere d'acquisto, ma il potere d'acquisto lo perde chi viene licenziato. A chi viene quello famoso a cui viene battuta la mano sulla spalla, no? e dice ciao, sai cosa c'è di nuovo? La ditta chiude, tu sei a casa. Cosa succede al potere d'acquisto di questa persona? E invece, guarda caso, ci dicono che noi perderemo potere d'acquisto se usciamo dall'euro. Ci dicono che ci sarà l'inflazione. Ma signori, ma innanzitutto abbiamo visto che tutte le svalutazioni in giro per il mondo recentemente non hanno portato inflazione. Ma l'inflazione vuol dire che i prezzi salgono, e se i prezzi salgono è perché c'è qualcuno che compra. In questo momento noi abbiamo la deflazione perché le robe rimangono lì negli scaffali. Quindi ci sono una marea di bugie. Io ho cercato, e non è stato semplice, perché so che sarò attaccato da miei colleghi, so che sarò attaccato da altri economisti, no, che vogliono invece continuare a portare avanti queste bugie, e allora ho dovuto cercare di scrivere tutto in maniera ineccepibile. Quindi non credo che troverete una riga nel manualetto che sia attaccabile o che sia una bugia. Se c'è, vi prego di dirmela, siamo sempre in tempo per fare una seconda edizione dove l'errore o la bugia verrà corretta. Quindi conto che tutto venga diffuso il più ampiamente possibile, in modo tale da dare la possibilità a chi pensa che sia falso quello che c'è scritto di farmelo sapere, e io ringrazierò e correggerò. Chiaro, Quindi, però, se è tutto vero, e temo che lo sarà tutto vero, dobbiamo domandarci perché stiamo perdendo una marea di tempo a parlare di nulla e non dedicarci invece a quelle che sono le cause alla radice della crisi. L'intento è quello, e l'intento è di farlo capire a tutti. Grazie Claudio. Chiudo. Le prime 1000 copie della versione definitiva del libro saranno distribuite sabato pomeriggio ai primi 1000 che arrivano. Evidentemente inviteremo anche tutti i 1500 sindaci dei comuni lombardi, visto che gli enti locali e i comuni sono i primi ad essere stati massacrati e assassinati dalle politiche europee. Quindi tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, sono invitati a venire ad ascoltare, a venire a proporre, perché le realtà locali sono quelle che più di altre sono state devastate da queste demenziali politiche europee. Faccio solo l'esempio del patto di stabilità che impedisce di spendere soldi per mettere in sicurezza fiumi e montagne. Quindi solo un cretino può non accorgersi del fatto che queste politiche, questi vincoli, questa moneta ci hanno massacrato, e sfidiamo, io sono convinto che sia una battaglia che non ha colore politico, non è né di destra né di sinistra, perché l'esodato non è né di destra né di sinistra. Quindi aspettiamo. Stanno aderendo a queste iniziative tante persone che con la Lega non c'entrano niente, e quindi questa è la mia massima soddisfazione. Sindacati, associazioni, categorie, realtà imprenditoriali, gente che con la politica c'entra nulla ma con l'euro c'entra, e quindi contiamo di fare da traino. Nel libricino ci sono anche le frasi celebri degli eurofessi, e smontiamo, ad esempio, ricordiamo anche 2 frasi, una di Grillo e una di Casaleggio, perché gli anti-euro a singhiozzo alla fine non portano da nessuna parte. Grillo che disse non ho mai detto di uscire dall'euro, e Casaleggio che disse fuori dall'euro non si risolvono i problemi. Quindi anche qua gli elettori 5 Stelle che pensano di votare qualcuno che è anti-euro e invece vengono presi per il naso. Domande? Sì. Sì. Perfetto.
Chiaro? La domanda per chi ci segue da casa dell'attento giornalista è che cosa succede dopo, eventualmente riuscisse nel vostro intento. Io do 20 secondi di risposta politica e poi lascio la fuoriuscita economica. Già il dibatterne per noi è un successo, perché dire qualcosa di fuori posto sull'euro comportava il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario fino a un anno fa. Già aver aperto il dibattito, aver aperto il fronte, aver aperto milioni di occhi sul fatto che questo euro sia la morte, per noi ha del miracoloso, perché solo la Lega ha votato ad esempio contro il Fiscal Compact. Stiamo vedendo se a livello di regioni che amministriamo è possibile fare un ricorso in Corte Costituzionale contro il Fiscal Compact, che se ne fotte della Costituzione e dei diritti riconosciuti in Costituzione. Quindi già prima eravamo soli e adesso siamo un po' meno soli. Sul dopo il dibattito sia politicamente che economicamente mi sembra che sia aperto. Claudio ha una sua risposta, non c'è tu curi il ritorno alla lira, ci sono vari scenari e te ne lascio uno. Allora, è ovvio che ci stiamo pensando, no? Perché dire ci stiamo lavorando più che ci stiamo pensando, ma ci stiamo lavorando in network europeo, perché come ripeto, noi siamo gli ultimi del treno. In Francia, ripeto, abbiamo come partito di maggioranza relativa, con un sistema peraltro maggioritario, quindi rischia che se domani si votasse la Francia sarebbe governata da Marine Le Pen, di un partito che dice molto banalmente il secondo dopo che io prendo, che io sono eletto presidente della Francia, noi usciamo dall'euro. Per cui in Francia il dibattito è avanti rispetto a quello che... Infatti che noi... È un'attività in salita la nostra, no? quella che facciamo, perché siamo dall'altra parte, abbiamo in Italia schierato quello che noi chiamiamo il PUDE, il partito unico dell'euro, no? Che sotto diverse sigle poi dopo invece governa liberamente con sfumature, dettagli, tolgo un po' da questo, tolgo un po' da quell'altro, ma l'euro non si tocca. Quindi con tanti economisti di altri paesi, specialmente quelli che sono, diciamo, che hanno firmato il manifesto di solidarietà europeo, che rispondeva a una domanda, vale a dire come si smantella questa eurozona preso atto che non funziona, abbiamo diverse possibilità. Quanto più sono condivise con gli altri, quanto più facili sono da realizzare. Vale a dire, se già solo l'Italia si coordina con la Francia, no? Per uscire smantellando in due il blocco dell'euro, già è molto più semplice da realizzare dal punto di vista pratico. E nel dettaglio ci stiamo studiando, cioè proprio su come bisogna fare, che decreto, cosa, come scrivere. Anche se vi posso anticipare che dal punto di vista legislativo, anche qui le cose sono abbastanza semplici. Non è troppo diverso quello che bisognerà scrivere come legge da quello che è stato scritto quando si è passati dalla lira all'euro. Basta utilizzare quello e ricordarsi ovviamente di, invece di fare 1936,27, che era una follia iniziale, no? Ma non perché fosse sbagliato il cambio, il numero, cose di questo tipo, era anche sbagliato, ma perché già bisognava capire che uno che faceva un tasso di conversione a 1936,27 non aveva tutte le rotelle a posto, no? per sistemare un cambio. Quello che succederà quando riprenderemo la nostra valuta sarà un tasso di conversione 1-1. Su questo tutti gli economisti concordano, è anche trattato nello specifico nel libretto, quindi significa che chiunque aveva una pensione di 1.000 euro avrà una pensione di 1.000 fiorini. Dico fiorino, potete metterci quello che volete, perché non voglio che uno ripensi alla lira. La lira è morta, cioè non c'è più e purtroppo l'abbiamo uccisa quando abbiamo fatto la conversione. Quindi se vogliamo chiamarla lira va bene, ma altrimenti la chiamiamo fiorino, tallero, scudo, quello che vogliamo. Euro, lira, non cambia niente, però il tasso di conversione sarà 1-1. Chi aveva una pensione di 1.000 euro avrà una pensione di 1.000 fiorini, il giornale invece di costare 1,20 euro costerà 1,20 fiorino, quindi uno non deve cambiare proprio neanche i prezzi. Il giorno dopo non ci si accorge di nulla, non c'è la gente che deve cambiare le etichette e poi dopo ci lucra sopra, così come è successo sull'euro. Non c'è nessuna differenza, molto semplicemente le altre monete al di fuori da quella usata in Italia
avranno un loro cambio, ma ci interessa esattamente come adesso ci interessa il cambio dell'euro col dollaro. Non è che ci svegliamo la mattina e se l'euro si è svalutato nei confronti del dollaro diciamo Dio siamo più poveri, la casa si è ridotta o cose di questo tipo. Ci saranno alcune cose che saranno più convenienti e altre che saranno meno convenienti, ma di sicuro rispetto al nostro principale concorrente, che non è un alleato, è un concorrente commerciale, vale a dire la Germania, le competitività si riequilibreranno subito. Ci costerà un po' di più andare a comprare prodotti fabbricati in Germania e costerà molto di meno a un tedesco andare a comprare prodotti fabbricati in Italia o venire qua a fare le ferie o cose di questo tipo. No, allora, l'euro a due velocità è la maniera migliore per iniziare a smantellare la questione in modo più indolore possibile. Cioè, vale a dire, se la Germania e gli altri se ne vanno dall'alto, diciamo così, no? A quel punto è molto più facile gestire la cosa e poi dopo man mano smantellare il resto. L'obiettivo finale è la riconquista della sovranità monetaria nazionale ed eventualmente anche oltre, perché questa cosa ci può aver fatto capire alcune cose, vale a dire che una moneta per aree economiche diverse è sbagliata e quindi possiamo, non è un tabù, è una mia proposta, non è quella immediata e definitiva, possiamo anche ragionare a due monete per l'Italia. Dall'altra parte però, in ogni caso, l'euro a due velocità è la maniera più indolore, ma ha un difetto incredibile, dipende dalla volontà degli altri. Se ci dicono di no, quando uno dice ma è facile risolvere il problema, no, della crisi, andiamo, chiediamo di spendere, facciamo, battiamo i pugni sul tavolo che non c'è, e se ci dicono di no, come è sempre successo, che cosa facciamo? Abbozziamo. Loro sanno che la risposta è sì, abbozziamo, e infatti stiamo abbozzando da secoli. Invece è molto banale, noi la soluzione più facile è quella lì, se ci dicono di no andiamo per fatti nostri. Sì. Allora, se Renzi è interessato ad avere la voce del Nord, noi pigliamo il treno seconda classe e ci andiamo. Se è interessato e noi non ci invitiamo in casa altrui senza che ci ospitino, e quindi se è interessato a sentire però la voce dei territori, ribadisco quello che avevo già proposto anche al Presidente Napolitano, se è interessato non ci va il segretario di partito punto, ma ci va quantomeno con un sindaco, con un presidente di provincia di montagna e con un governatore di regione, a parlare di proposte assolutamente concrete, a partire dalle tasse che devono rimanere sul territorio. Se ci dicessero di sì, è chiaro che mai nella vita la Lega entra in un governo a trazione di centrosinistra, però c'è modo e modo di fare opposizione, mettiamola così. Sulle beghe all'interno del centrodestra posso solo dire che me ne dispiaccio, perché la cosa che più infastidisce gli elettori, e infatti in Sardegna per la metà sono rimasti a casa, sono le beghe che non si capiscono. Mi dispiaccio delle beghe Renzi-Civati e mi dispiaccio delle beghe Berlusconi-Alfano perché non portano nulla. Non portano nulla. L'impegno della Lega è quello di non begare, ma proporre. Detto questo, alle elezioni europee saremo liberi e forti da nord a sud, anzi arrivano tantissime richieste, incontri pubblici anche nel centro-sud e 2 date del No Euro, del Basta Euro Tour, una a Roma e una in altra realtà del sud la faremo. Detto questo, ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quindi anche il discorso monetario ovviamente è perfettamente compatibile con le diversità che ci sono anche internamente all'Italia. Beh, l'argomento dell'euro e dell'Europa è l'argomento con la maiuscola, tutto il resto è una conseguenza. Il lavoro, gli artigiani, gli esodati, i pensionati, il patto di stabilità, la Electrolux, sono tutte conseguenze di un'Europa serva di Berlino e di Bruxelles. Quindi bisogna capire se Renzi è l'esatta continuità e la controfigura di Monti e di Letta, può essere, o se invece gode di autonomia di pensiero, di parola e di azione. A giudicare dai suoi primi sponsor sono preoccupato, perché i primi entusiastici commenti dalla Commissione europea, dalle banche, dai mercati,
non sono di buon auspicio, però andiamo a vedergli le carte in mano. Sì, certo. L'obiettivo è crescere rispetto alle ultime elezioni. Poi non mi pongo limiti nel bene, l'aria è buona, i dati sul tesseramento sono positivi. Tanti leghisti che l'anno scorso hanno votato per Grillo, per Berlusconi o sono rimasti a casa, si sono riavvicinati e queste 10 tappe servono anche a dare risposte concrete, quindi non mi do limiti al rialzo, penso al rialzo. Poi non do numeri perché già li sparano altri, però siamo... E poi soprattutto la differenza fondamentale rispetto a tutte le altre elezioni europee è che la Lega fa parte di una comunità, che a Bruxelles ci sarà, di un gruppo, non siamo battitori liberi. A posto? Grazie mille. Dal quartier generale della Lega Nord in via Bellerio a Milano abbiamo ascoltato la conferenza stampa del segretario federale Matteo Salvini, che ha presentato il No Euro Tour, che partirà sabato prossimo da Milano in via Corridoni per poi proseguire in varie tappe lungo tutta la Padania e anche, l'abbiamo sentito poco fa, nel resto d'Italia, con una tappa a Roma e un'altra nel centro-sud. Questa seconda tappa in centro-sud non è stato ancora specificato bene geograficamente dove sarà, ma abbiamo sentito appunto l'annuncio che ci sarà. Insieme a lui lo abbiamo sentito anche come relatore il professor Claudio Borghi Aquilini, che è intervenuto anche dalle 11 alle 11:30 sulle frequenze di Radio Padania Libera, docente universitario che ha illustrato dal punto di vista tecnico le argomentazioni per uscire e per abbandonare l'euro. Ora un breve stacco pubblicitario, poi il nostro palinsesto prosegue come di consueto. Il pensiero, l'innovazione.